L'associazione Vita Ciociara, presieduta da Rocco Pagliaroli, ha organizzato presso l'Auditorium Vittorio De Sica la terza edizione della rassegna poetica intitolata Il Carabiniere Ieri, Oggi, Domani, evento che vuole commemorare l'Arma dei Carabinieri in occasione del 211° anniversario della sua fondazione. Siamo arrivati oggi alla terza edizione della rassegna Il Carabiniere Ieri, Oggi e Domani, una manifestazione che viene organizzata ogni anno dall'Associazione Vita Ciociara. Quest'anno si è unita anche l'Associazione Volontari Capitano Ultimo di Sora, un'associazione di volontariato e di protezione civile. L'evento è ormai un evento abituale per la città di Sora. Vogliamo con questo evento onorare l'Arma dei Carabinieri, che il 5 di giugno ha festeggiato la sua fondazione. È una manifestazione che viene fatta per dire grazie a questi uomini, a queste donne che sacrificano la vita, sacrificano i propri affetti, i propri interessi per la tutela del cittadino. È una manifestazione che quest'anno, e ci onoriamo di dirlo, abbiamo avuto anche la presenza di Vittorio Marandola di Ceprano, altra medaglia d'oro, commilitone di Alberto La Rocca, che fu sacrificato a Fiesole. Per noi di Vita Ciociara e dei volontari Capitano Ultimo è un orgoglio averli qua oggi tutti insieme, e con la speranza che questo sia poi di volano per altre manifestazioni di questo genere. Avremo anche la presenza di un gruppo di volontari di Capitano Ultimo di Avezzano, nonché quelli di Sora. Un grazie a tutti, un grazie ai poeti che hanno tradotto i loro sentimenti in versi, e un grazie anche all'amministrazione comunale che ha voluto patrocinare anche quest'anno questa manifestazione. La rassegna poetica ha visto declamare versi e prose dedicate alla figura del carabiniere, punto di riferimento di ogni cittadino in materia di legalità e per il contrasto alle criminalità di ogni genere. Moderatore dell'evento, il giornalista e poeta Massimo De Santis. Siamo alla terza rassegna del Carabiniere Ieri, Oggi e Domani, e siamo orgogliosi di portare avanti questa rassegna poetica in quanto abbiamo la presenza di due personaggi importanti, gli eredi di Alberto La Rocca e di Vittorio Marandola, che saranno presenti oggi qui in sala, e al quale sotto alcuni punti di vista è dedicata in modo particolare questa cerimonia importante. Una cerimonia nella quale viene festeggiata l'Arma dei Carabinieri, che è sempre a contatto diretto con i cittadini, che ci dà sicurezza, ci dà coraggio, risolve i problemi che giornalmente si presentano sia in ambito sociale ma anche in ambito familiare. Quindi l'importanza del carabiniere verrà ribadita questa sera dai poeti con le loro poesie, con le loro prose scaturite appunto dal loro interno, dall'anima, parole che vengono spontanee ogni qualvolta si pensa alla figura del carabiniere. Ospiti della manifestazione i nipoti dei martiri di Fiesole Vittorio Marandola ed Alberto La Rocca, che si dice onorato di appartenere alla famiglia dell'Arma dei Carabinieri. Quando si parla di carabinieri, la nostra famiglia è sempre entusiasta, sempre contenta di partecipare, ringrazia sempre, io ringrazio a nome di tutta la famiglia. Oggi qui abbiamo anche il nipote della medaglia d'oro di Cervaro, Vittorio Marandola, quindi siamo tutti e due presenti, perché i ciociari dei tre di Fiesole, due erano ciociari, uno di Sora e uno di Cervaro. Questa associazione che porta avanti questo bello evento di parlare di poesia è una cosa molto bella, perché la vita ha tanti sapori, ha tante declinazioni, e quella dell'arte è molto importante, quella della poesia, della letteratura in genere ancora di più,
e noi siamo felicissimi di partecipare anche perché è sempre un gran bel motivo in cui vengono ricordati i nostri familiari, mio zio Alberto e l'altro zio che sta qui, il nipote Vittorio Marandola. Il pensiero va anche a quello dell'Umbria, Sbarretti Fulvio, ragazzi di 20 anni che all'epoca hanno dato la vita per il nostro futuro e speriamo che sia stata non invano il sacrificio di quelle vite. Presenti all'evento una rappresentanza delle guardie del capitano ultimo di Avezzano. A portare i saluti istituzionali del comune di Sora, che ha dato il proprio patrocinio all'evento, l'assessore Andrea Alviani. Oggi è la terza rassegna del Carabiniere ieri, oggi e domani e andiamo a celebrare proprio la figura del Carabiniere, l'Arma dei Carabinieri che sono sempre vicini ai cittadini con all'incirca 4.500 stazioni presenti in tutto il suolo italiano e noi dobbiamo ringraziarli sempre, ogni giorno per quello che fanno e per quello che fanno a tutta la cittadinanza.